Salve amici, oggi vedremo una versione del pan dolce genovese che non può mancare sulle tavole natalizie. È molto più semplice e veloce a farsi del pan dolce classico, ma altrettanto buona. Gli ingredienti sono gli stessi, sostituendo però il lievito naturale col lievito Bertolini. Facciamo ammollare 250 g di burro nel microonde o a bagnomaria. Intanto accendiamo il forno a 190 gradi. Mettiamo nell'impastatrice 1 chilo di farina, un pizzico di sale, 250 g di burro ammollato nel microonde o a bagnomaria. (290 g di zucchero). Iniziamo a impastare. Inseriamo un bicchiere piccolo di acqua di fior d'arancio. Un cucchiaio di marsala secco. Due uova. Se l'impasto risultasse troppo duro, aggiungeremo 100 g di latte. Impastiamo per 10 minuti. Inseriamo adesso 150 g di pinoli, (20 g di semi di finocchio, (200 g di canditi, (500 g di uvetta lavata, ammollata in acqua tiepida e perfettamente asciugata, la scorza grattugiata di mezzo limone). In ultimo metteremo 32 g, cioè 2 bustine, di lievito Bertolini o pane Angeli. Questo tipo di lievito è importantissimo metterlo all'ultimo, infornare subito e non aprire il forno fino a completa cottura. Facciamo le pezzature tutte dello stesso peso. Diamo loro forma sferica. Mettiamole nella placca distanziate fra loro. E facciamo subito cuocere col forno statico a 180 gradi per 1 ora e 10 minuti. Oppure col forno ventilato a 170 gradi per 1 ora.